Oh, ma tu l'hai visto mai? Politici? C'è un movimento vero, una forza. No, sono sunna, cioè, dove vengono chiamati ci vanno. Questa è una cosa molto positiva. È importante. Presenza, tu immagini un purtroppo- capo senato del partito. E purtroppo la massa, no la gente, la massa non ne capisce queste cose, perché se non vedo trovare a sport, ci pare un masapaccio. Con carabinieri, polizia, scorta. Se non vedono fare il congresso o Dallas, la gente non sa nessuno per loro. La situazione è veramente drammatica, qui è ormai crediamo che sia prioritario partire con le bonifiche di risanamento, non c'è altro da fare, non è possibile più neanche rimandare. Noi lunedì per esempio in aula andremo a votare un provvedimento, una mozione per bloccare l'acquisto degli F-35 e pensiamo che veramente quei miliardi di euro spesi per quegli aerei sono buttati quando dovrebbero essere spesi per le priorità di questo paese, e in questo momento bonificare queste aree è prioritario, cioè non ci sono vie di mezzo, non c'è altro da fare, bisogna rendere questo posto vivibile. Ricordate anche che c'è la sindrome della finestra rotta, cioè se un palazzo ha una finestra rotta, il primo che passa gli viene spontaneo tirare una pietra e romperne un'altra di finestra, a nessuno viene in mente di tirare una pietra su un palazzo con le finestre tutte sane. Per questo dobbiamo risanare e bonificare, per evitare anche che altri poi si sentano autorizzati di sversare, di mettere discariche, di rifiuti o altro. Noi oggi abbiamo visitato una discarica che è quella Cipolla, per la quale sono state stanziate diverse ingenti somme. Oggi guardavamo un documento della Commissione straordinaria dei rifiuti, leggevo 200.000 e poi 600.000 euro, ma la cosa che ci stranizza è che si legge in questo documento che i lavori sono in corso d'opera. Oggi l'abbiamo visitata e in realtà è tutto fermo, ci sono 2 vasche aperte con sversamenti di idrocarburi e ce ne saranno altre sia a Gela che a Siracusa non ne parliamo. Allora guarda, io vi dico soltanto che quando siamo andati a Melilli abbiamo fatto l'audizione straordinaria lì è emerso che soltanto in quella zona 30 km di costa sono stati interamente dedicati già dal piano Marshall, quindi alla fine della seconda guerra mondiale, all'industria pesante. Ancora oggi insistono siti in funzione, ma la cosa più grave non sono quelli dismessi e non bonificati, per i quali sono stati stanziati somme che oggi chiediamo vengano rendicontate. Infatti abbiamo chiesto sia un esposto in procura che una risoluzione. Per le coste di Gela, in generale il territorio circostante, il Movimento 5 Stelle come intende determinarsi? Allora, un mese fa siamo venuti qui, sempre con audizione tecnica, per capire lo stato dell'arte relativamente allo sversamento che ci fu circa un mese e mezzo fa, mi sembra. Si parlava di bonifica quando in realtà poi è emerso che è soltanto una messa in sicurezza. Stiamo monitorando la situazione per capire quando in effetti inizieranno i lavori della bonifica. Noi dopo oltre 6 mesi da quella che è stata la concessione dell'autorizzazione integrata ambientale, per totale assenza di comunicazioni sia da parte di Raffineria di Gela ma anche dagli organi preposti alle attività di controllo, noi non sappiamo se materialmente tutte queste prescrizioni che dovevano già essere rispettate, tra cui piani di monitoraggio, adeguamento del sistema torce, comunque ce n'è una lunga sequenza di prescrizioni che andavano rispettate e applicate nei primi 6 mesi. Non abbiamo nessuna notizia, perciò continuiamo a lamentare la totale assenza di notizie in questo verso. Nel frattempo però la raffineria, l'attività economica di Gela sembra stia morendo, quindi di sicuro è cambiato il sistema della raffinazione in Italia, nel mondo sono entrati dei player asiatici. Qual è da questo punto di vista il futuro di Gela e soprattutto è possibile a questo punto ripensare il futuro di Gela coniugando ambiente e industria, oppure come qualcuno dice a Taranto l'industria deve andare via e basta? Allora, per un discorso anche strategico dire no, deve andare via l'industria per la situazione contingente economica, non è possibile neanche in questa fase pensarlo. Noi abbiamo già fatto negli anni passati delle proposte specifiche, indicando anche tutto bloccato perché l'azienda dove fare la bonifica li prendeva e li versava in una discarica abusiva che adesso è sotto sequestro e l'azienda è sotto indagine. Abbiamo anche questo.
L'hanno superato. Quindi quando ci sono da spendere soldi, ci sono i soldi ci sono, non ce li abbiamo, i soldi ci sono. No, sai perché te lo chiedo? Perché domani dicono ok, vabbè, loro stanno avendo una battaglia nel 45 l'investimento. E hanno chiamato poi la polizia, cioè allucinante. C'è stata la comunicazione da parte del Senato. Il Senato ha mandato una richiesta. Ho parlato con il Vigilantes e dice siamo qua a fare vedere che funzioniamo. Stiamo parlando della raffineria che non hanno accettato la richiesta di entrare. Perché non ci sono i vigilanti? No, c'erano i vigilanti, perché siccome sono in manutenzione straordinaria devono, dice, non la sicurezza. Esatto, non avevano personale. Però loro potevano fare anche accogliere una decina di senatori, accoglierli anche dentro un ufficio, spiegare qual è. Invece loro, la loro linea è sempre non parlare con i cittadini e preferiscono andare nei ristoranti, andare a parlare nei ristoranti con le solite persone che qui a Gela conoscono tutti. Le solite cose politiche. Spontaneamente ha deciso di ripulire dal degrado che lo stava sovrastando. Ovviamente sappiamo benissimo che anche l'Orto Pasqualello è meta continua di incendi, questi ultimi anni di incendi e di anche altre situazioni che comunque hanno destato preoccupazione, e come movimento, come comitato spontaneo vogliamo comunque che si cerca di utilizzare ovviamente una soluzione, di trovare una soluzione a questo degrado e abbandono. Questa è una realtà, i membri del comitato spontaneo ci tengono a sottolinearlo, politicamente trasversale, per cui voi oggi siete qua insieme al Movimento 5 Stelle soltanto perché avete condiviso un obiettivo che era quello di cercare di capire che tipo di situazione ambientale c'è a Gela nello specifico. Il Movimento 5 Stelle ha partecipato, ovviamente. Io personalmente non appartengo al Movimento 5 Stelle, ma sono un'anima libera che comunque contribuisce a questo movimento. Il movimento è sì trasversale, cioè composto da persone libere che vengono da tante realtà e che si aggregano per uno scopo comune, che è quello di bonificare la nostra città. Quindi adesso i prossimi obiettivi quali saranno? Allora, innanzitutto l'obiettivo dell'Orto Pasqualello e soprattutto gli obiettivi della bonifica, delle bonifiche che dovrebbero fare gli stabilimenti Enimed e Eni. 700 milioni che non riguardano gli altri dedicati alle bonifiche, ci sono 400 milioni per bonifiche, quello che hanno detto voi non possono trovare hanno presentato un piano bonifiche da 400 milioni di euro e questo è un piano investimenti da 700 milioni di euro. Sempre se gli passa poi l'articolo sul decreto. Naturalmente devono superare le prescrizioni dell'AIA, naturalmente. Ora loro ad agosto hanno la visita, sì, di 6 mesi, sì. Quindi quello per loro è fondamentale, perché se non superano questo stanno combattendo sicuramente per diluire queste prescrizioni. Hanno impugnato. E in più le bonifiche stanno facendo fare una norma, perché le bonifiche potranno essere fatte solo se economicamente sostenibili. Bonifiche economiche sostenibili non ce n'è. No, ma infatti quella parte di norma secondo me è allucinante. Infatti loro sono alla Camera e poi non ci può essere una bonifica che si fa solo se è come stai dicendo alle società non le fate, quello è evidente. No, però i 700 milioni sono di investimenti. Naturalmente è fondamentale, ripeto, che loro superano le prescrizioni AIA, le prime prescrizioni AIA che gli scadono, perché è stato pubblicato l'AIA a gennaio, quindi 6 mesi scadono fine luglio, primi di agosto. Loro hanno impugnato qualche prescrizione, che qualcuna secondo me li bastona, però a quanto pare l'impugnazione non è andata a buon fine. Tu che sei assessore all'ambiente, sì. Spronali a questo dell'ufficio Europa, perché c'è il patto dei sindaci, è stato siglato 3 anni fa, sì. E ancora non c'è un piano d'azione, perché dobbiamo perdere questi finanziamenti? No, allora, perché prima inizia il piano d'azione e prima ci sono soldi. Il patto dei sindaci abbiamo fatto l'incontro il giorno 7 luglio o 6 luglio, perché sai che abbiamo presentato il piano urbano, il PUM, il piano urbano mobilità, che è stato inserito all'interno del finanziamento dei patti dei sindaci, quindi noi presenteremo questo progetto che dal 16 al 22 settembre noi presenteremo tutta la progettazione che riguarda il PUM, tra l'altro saremo, mi risulta, la prima città siciliana ad avere il PUM approvato, e all'interno del PUM abbiamo inserito il PUT, il piano urbano dei trasporti. Tutto questo, cioè se non c'è questo piano,
non si può accedere a finanziamenti europei per ottenere. Ho parlato con Metro Ballesteros e non parla di PUM, cioè loro parlano solo degli obiettivi e è un'altra cosa. No, allora io sto parlando della mobilità sostenibile. Sì, ma non è che se non ci sono questi non puoi fare il piano d'azione, è un'altra cosa. No, infatti sto parlando della mobilità sostenibile. Quindi non è che se non c'era quello non partiva, è dal 2010 che aspettano il piano d'azione, poi quello si può... Però legato al PUM è così, cioè per la mobilità sostenibile ci vuole il PUM. Quello che dici è importante. Quello che dici tu è un'altra cosa, quelli famosi 20.000 2020, Europa 2020 del Trattato di Lisbona, però quelli dovrebbero partire perché quelli sono sganciati dal patto di stabilità e sono delle azioni, degli assi, dei soldi che ti danno la possibilità di far partecipare all'associazione del territorio con il comune partner. Insieme alla regione. E poi alla fine insieme alla regione. No, quelli sono diretti, sì, la regione c'è pure. C'è pure. Ora il problema è noi abbiamo dei progetti. Ma i progetti non li dovete fare solo il comune, ma non ce l'abbiamo. Ci vogliono le associazioni che devono Facciamolo. ma voi dovete fare la pubblicità e dire chiamiamo le associazioni. Non è il mio ramo, ecco, non me ne occupo, però facciamo. Però il fatto di sindaci, fare promotore di ambiente, fatti promotori, perché non possiamo aspettare all'ufficio Europa che vede l'asse che più gli piace e fa il progetto e dice stiamo facendo questo progetto. Che lo sappiamo, ci abbiamo lavorato. Possiamo fare una cosa, dobbiamo coinvolgere la cittadinanza e le associazioni e farli partecipare ai fondi europei. Non deve uscire dall'ufficio Europa il progetto, deve uscire dalla cittadinanza. Il comune si fa garante partner come trasparenza e condivisione dei fondi europei. Guarda, noi possiamo fare una cosa, cioè è molto semplice, noi possiamo la prossima settimana organizziamo con l'ufficio Europa un incontro con le associazioni e ci lavoriamo. Questa cosa che i progetti escono già pronti, fatti e convenzionati, non va bene, non funziona così. No, tu pensa che talmente hai ragione e condivido quello che dici che ho proposto alla Giunta il bilancio partecipato, quindi figuriamoci se non sono d'accordo per l'ufficio Europa. Quindi per carità, questo lo possiamo stabilire fin da adesso. La prossima settimana investiamo l'ufficio Europa, facciamo un incontro se volete anche nel mio assessorato o anche qua. Noi abbiamo già i contatti anche con Bruxelles, quindi se loro sono pronti a collaborare con i cittadini, perché so che l'ufficio Europa è chiuso. Però io vorrei approfittare della presenza del Presidente. Cioè, noi abbiamo un grosso problema che abbiamo già rappresentato un mese fa alla visita. C'è una bomba ecologica a mare, New Rose. Sì, lo so, Sì, noi abbiamo bisogno che la Regione ci aiuti, abbiamo già fatto tutte le richieste, le cose. Abbiamo fatto una riunione con la Capitaneria di Porto, stiamo individuando anche noi delle somme disponibili, però è una bomba ecologica che da un momento all'altro potrebbe scoppiare. Quindi non la Lobella di questo. Ma lei deve provvedere a stanziare anche le soldi, perché è la regione che in gran parte deve stanziare. Perché noi fino a settembre, anche per evitare che la stagione balneare possa essere compromessa, magari la stiamo facendo con i sub e tutti i lavori di ristrutturazione per evitare le fuoriuscite. Sì, però non sa cosa c'è dentro, quanto materiale c'è. Però a ottobre va tolto. Sì, lo so, non mi ricordo. E quindi vi chiediamo una mano. Abbiamo già chiesto alla Lobella, forse abbiamo fatto anche una nota alla Presidente della Commissione Ambiente qualche giorno fa. Ancora no, su questa cosa audizione non abbiamo fatto, la dobbiamo fare. Sì. Abbiamo detto durante quell'audizione di farne una apposita, lo faremo. Facciamolo perché veramente lo so che non si vede, però sotto c'è una bomba. Immagino. Da quanto tempo è lì? 22 anni. 91. C'è vorrei chi da sotterrato a Mondolongo, 22 anni. Ce n'è un'altra a Mondelungo sotterrato. Speriamo di attenzionarlo. Sì, poi io condivido la posizione, facciamo questo incontro partecipato dell'ufficio Europa. Com'è? Che ne pensi tu di questo casino? A Villa India, a Villa Fora, a Fonzino. Certo. Rispetto all'ambiente io ne devo approfittare, come faccio a non approfittarne? Noi abbiamo un piano amianto con cuspilici, abbiamo tolto amianto in tante scuole perché c'era nelle palestre, c'era amianto e tutto quanto, però in continuazione ci sono discariche, cioè
togliamo e vengono rifatte. Un esempio, alla Brodella Borsellino abbiamo pulito tutta quella zona dalle canne, stanotte alle 5 del mattino ci chiamano e c'erano 3 camion di inerti. Cioè la gente continua a scaricare in continuazione. Io ho lavorato in un'azienda che fa smaltimento rifiuti speciali e la gente veniva a informarsi, ma quando sapeva il costo, va bene, sì, ci penso. Ci sono dei progetti al nord dove il comune mette a disposizione il trasporto, il conferimento in discarica e ha un ufficio con una persona, con un PC che ti dà tutte delle prescrizioni, come fare per autosmantellarti il tuo tetto, l'amianto che hai a casa, quali sono tutte le condizioni che tu devi rispettare e quando hai finito lo metti in un posto dove loro ti dicono, vicino casa, vicino al luogo dove tu lo togli e il comune mette a disposizione il trasporto e il conferimento in discarica e non gli costa niente. Al comune non costa niente? No, non gli costa niente al cittadino. Ah, al cittadino. Il problema che costa al comune. Ma tu le discariche le devi andare a togliere poi. No, in realtà il cittadino che smantella qualcosa deve fare la prassi giusta e quindi pagare. Là al nord già lo stanno facendo. Il problema è che noi siamo in continuazione, c'è un progetto con la regione per pagherebbero il 30% del costo, quindi c'è un 70% a carico della regione e provincia, però non lo utilizzano perché è più semplice prenderlo e buttarlo. C'è da sensibilizzare i cittadini. È allucinante, è in continua. Noi abbiamo tolto 16 discariche, 16 discariche d'amianto le abbiamo tolte. 3 giorni e sono ricomparse esattamente, anzi peggio perché hanno capito già, li tolgono bene, allora possiamo, c'è un progetto di videosorveglianza con la provincia, però non è che possiamo videosorvegliare tutta la città con le discariche, videosorveglianza con delle camere con batteria per i posti sensibili, diciamo, perché ce ne sono una decina, no però è finanziato, 92.000 euro. E questo è già un deterrente. Perché non le rompono prima. Però io sono convinto che cambieranno zone, secondo me. Ma anche se non funzionano fare un posto di presidio e fare multi. Già l'ha avuto già un finanziamento. Allora, noi non dovrebbe tutta monitorata il comune, la regione. No, il comune, la polizia, i carabinieri. Ho capito, ma il comune comunque dovrebbe gestire questo allarme. No, abbiamo mandato anche le note alla procura, cioè noi facciamo esposti per queste cose, ma io non mica posso controllare il territorio di notte. Allora la polizia però di notte non posso. Diciamo che in prefettura questo problema lo conoscono e lo conoscono bene. Perché non hanno giubbotti di proiettili, perché qualcuno se l'è portato in Belgio, altri giubbotti. Questa è una vergogna, scusa. Ma devi vedere il patrimonio. Non sono scuse e pretesti. No, dico non hai il giubbotto. No, è vero. Avevano perché non sono attrezzati. Di quello mi sembrava. La polizia che non è dotata di queste cose qua. È una vergogna. No, il problema qual è? Posso dirgli una cosa? Sì, certo. No, con il mio amico ieri eravamo in zona Lido Eden, no? Sì. A presente fra Lido Eden e il muretto, e c'è uno scempio. Abbiamo provato a chiamare, abbiamo visto 2 vigili, abbiamo chiesto come mai questa cosa qua, guardi, non è di nostra competenza, no? Boh, ci hanno dato un numero di telefono a cui ci ha rimandato un altro numero di telefono. Ieri abbiamo fatto questo. Gli abbiamo chiamato a loro che dovevamo chiamare noi la ditta, cioè che magari gli dovevamo pagare noi cioè non ho capito. Guarda, siamo cittadini. È quello che dicevo poco fa. Lunedì con la Gelas siamo stati lì, lunedì. È stato lunedì, ma non questo lunedì precedente. Abbiamo sistemato tutto, significa che c'erano delle capanne, perché là ci sono i pakistani che abbiamo tolto lì tutto. Un bivacco, cioè, sì. Nel giro di 3 giorni è ritorno, è normale. Cioè 3 giorni. Ma non si può fare nulla di No, certo che si può fare. Presidio, c'è multe, c'è questo ci vuole. Ma le multe ai pakistani le abbiamo prese, perché ci vogliono. Tu pensi che i pakistani pagano le multe? Nessuna idea. Scusa, ritorno all'argomento, si parlava di Lido Eden, ma Lido Paradisea, ex Paradisea, quello che è successo nel giro di una settimana è stato vergognoso. Ha fatto un megacampo, versati, ha levato tutti gli alberi e c'è un campo. Però là c'è un'indagine in corso. Sarà un'indagine in corso, ma questo lavora, cioè questo sranica alberi. Mica ci sarà c'è un'indagine per capire se è vero o no, giusto? Io non vedevo il mare, non lo vedo. Ma c'è un'indagine perché lui sostiene che questi alberi sai quante volte ho chiamato io i vigili e nessuno mai è venuto e mi è stato detto a me personalmente: signorina, quella è zona franca, noi non possiamo entrarci. No, talmente non è zona franca che c'è un'indagine. Assessore, ma con la violenza poi non su ottiene 100 niente. vigili urbani di Gela,
esiste una squadra che si occupa dei reati ambientali, esiste un solo vigile urbano che ha capacità di andare sul territorio e conosca le norme ambientali. La provincia ha 25 guardie provinciali che si occupano, 25 stipendiati che si occupano di guardie ambientali, che non sono guardie forestali. Che fanno questi signori? Dicono in tutta Italia che ne siamo alla provincia. A lungomare si vedono passare in via Venezia, nella città si vedono spesso. Questi signori che fanno? Evidentemente non vedo bene, questo non è compito anche di coordinarsi con le province, con gli altri? Abbiamo fatto di più, abbiamo fatto un incontro alla prefettura. Abbiamo detto al prefetto, caro prefetto, la informiamo che c'è amianto a Gela, noi lo togliamo, 16 discariche che compaiono. Ma perché non c'è nessuno che fa una Posso dire una cosa? L'informazione è una cosa, l'azione è un'altra cosa. Ma al prefetto a chi lo devo Lo sai cosa mi dicono le guardie ambientali? Che se noi facciamo una denuncia con l'assessore ci telefono. Però, perché io? No, riferito ad altri magari. No, io perché io mi dica che è stato, lo denuncerò in un secondo. Se lei mi dice che si riferiva a me, mi dica che è stato, lo denuncerò. Esiste un monitoraggio dei siti e un monitoraggio delle multe? Cioè, tante multe, se ci sono tante discariche, ci saranno tante multe sulle discariche. I vigili urbani operano all'interno del territorio comunale. Quasi tutte le discariche sono fuori dal territorio comunale. Aspetta, territorio comunale che cosa intende? Urbano? Urbano. Perché? Chi ha detto che i vigili cioè, lei sta dicendo che i vigili urbani non può lavorare fuori dal centro urbano? No, i vigili urbani hanno assegnato degli incarichi. Basta riassegnare. Ma scusi, in questo caso non è competenza della Guardia Forestale. Però facetelo parlare. Non esiste la Guardia Forestale. Visto il problema amianto soprattutto nelle zone esterne, perché abbiamo visto nella strada di via Perbutera, dove stanno costruendo le nuove chiappe, cioè li conosco tutte perché le ho mappate, 7 farine. Ho mappato queste zone, siamo stati in prefettura e ho detto, caro prefetto, le faccio vedere questa cosa, noi li togliamo e ricompaiono, ci aiuti a controllare il territorio. Sotto il cimitero Farello ci sono tutti i residui dei tombamenti che vengono fatti, pezzi di lapide e altro, quindi chi fa questa attività è il comune. No. Chi è? Quali attività si Il cimitero che lo gestisce. Lo gestiamo il comune, ma le attività non le fa il comune. Ma le persone che fanno questa attività di murare all'interno o di fare quelle attività sono controllate dal comune, da qualcuno? Certo. Allora se ci sono queste discariche con quel tipo di rifiuti significa che non vengono controllati, perché se no come si spiega che a 100 metri si va a scaricare il materiale di risulta delle lavorazioni che si fanno per tombare, diciamo, le tombe o per tumulare le persone? Lei pensa che diciamo quello, chiamiamolo un indizio è fatto sotto i nostri occhi? È un indizio, nel senso è vicino al cimitero, non è che è a 100 km, quindi si presume che venga. No, quello che voglio dire, noi non facciamo indagini. Sugli inerti ad esempio, visto che è uno dei grossi problemi, negli appalti il comune obbliga a utilizzare gli inerti. Noi non facciamo più alcun tipo di lavoro di ristrutturazione se non c'è l'obbligo di sapere dove hanno lasciato gli inerti. Non mi ha capito male. Uso dell'inerte si va riciclato. Sì. Il riutilizzo. Se lei le opere pubbliche che fa il comune obbligasse, come dovrebbe essere, le ditte e gli appalti che devono utilizzare il materiale inerte, il materiale inerte che non ha valore, prenderebbe valore. Quali sono le opere pubbliche che fa il comune? No, non è un obbligo, perché io privato posso decidere di andarlo a smaltire. Significa regolamenti anche sui lavori, significa può fare un regolamento in cui anche la ditta privata che fa un progetto deve essere tenuta a usare questo sistema. Significa che io faccio una casa, devo utilizzare gli inerti in una certa maniera, non solo prescrizione, riutilizzo dei materiali riciclati. Il comune deve dare buon esempio, cioè il comune prima deve dare l'esempio positivo. Dopo che diventa l'esempio positivo, allora è come quando un genitore deve insegnare a un figlio delle regole. L'educazione però il padre non segue le regole e poi impone al figlio di seguire. Il figlio non le seguirà. È la stessa cosa del comune. Non vi andate. E tu pensa che forse ma c'è anche un cinema all'aperto. Sì, ma infatti il teatro c'è, era stato ideato per la serie fai tutta l'estate lì a gratis. Era stato pensato per quello, quando 20 anni fa. Cioè ci metti un telone, un proiettore, 20 anni fa. Un film. No, ma poi il paradosso, probabilmente questo parcheggio è il più azzeccato. Solo che ce ne hanno fatti inutili, cioè capito? Perché si paga €1 al giorno volendo qua lungomare sarebbe utilizzatissimo, però non è che c'è ovunque parcheggi, dai, avanti. Volevo dire, visto che la realtà del lavoro è cambiata da
un po' di anni a sta parte, sia nell'agricoltura che nell'edilizia, sono tornati nuovi padroni. Ad esempio qua io parlo localmente, a Gela ci sono nell'edilizia, c'è gente che fa 9 ore al giorno e 5 ore il sabato e 1 ora la sera e 5 ore il sabato non vengono retribuiti. Anche 10 ore. E vengono dati al padrone. Nella metalmeccanica, ti faccio così un riassunto veloce, nella metalmeccanica la gente magari manca il lavoro, come stasera, in realtà il lavoro c'è, l'impresa che cosa fa? Metti in cassa metti in cassa integrazione e la gente che cosa fa? Le paga in nero. Dalle 7 di mattina alle 8 di sera, poi va a casa 2 ore e fa dalle 10 di sera alle 6 del mattino. Nell'agricoltura, ad esempio, noi i prodotti non sappiamo più a chi venderli. Perché? Perché la Comunità Europea ha aperto, diciamo, a livello internazionale i mercati, però a noi ci costringe ad utilizzare certi tipi di prodotti, certi tipi di direttive, no? Mentre ha aperto, diciamo, il mercato all'africani che non usano questi tipi di prodotti, non usano queste direttive. Quindi automaticamente sono molto più concorrenziali dei nostri prodotti. Cioè, allora, hanno globalizzato quello che è, diciamo, il mercato internazionale, ma non le regole. Cioè, quindi da portare in Europa anche le regole globalizzate. Se noi usiamo questo tipo di insetticida o questo tipo di cose che non fanno male alla salute, come quello che invece in Marocco usano, quello che noi usavamo 20 anni fa, è normale che non possiamo essere. Si stanno distruggendo praticamente. Ora, fammi finire che sennò. Quindi io chiedo di parlare molto sul lavoro perché la gente ormai è quasi sfruttata. Stiamo tornando indietro di 50 anni fa, ci stanno sfruttando, io ti parlo anche da operaio. E c'è un altro problema che non è quello mio che io voglio dire, è razzismo, però se vai nelle aziende del nord tu vedi che nelle aziende il 70% ormai è extracomunitario, sottopagato, a 5 euro. Siamo stati a mangiare Aspetta, quando mi ripiglio io? No, aspetti, come ripiglio io? Si vede? Ciao, a voi la linea studio,